Ciao, come andamos? Oggi parleremo dei cibi afrodisiaci. Che cos'è un afrodisiaco? Questa parola, afrodisiaco, deriva da Afrodite, la dea dell'amore. Quindi, se vogliamo dare una definizione di afrodisiaco, è quella sostanza o quel mezzo, dico mezzo perché si tratta anche di massaggi o agopuntura, che provocano un'eccitazione o una stimolazione a livello sessuale. Perché si usano gli afrodisiaci? Per essere più sicuri di portare a termine la nostra prestazione sessuale. Gli afrodisiaci possono fare molto, però non sono delle pozioni magiche, mi raccomando. Si possono utilizzare per rendere una serata più stuzzicante, più sensuale, dove l'obiettivo è quello di fare colpo sicuro. Immaginazione, complicità e gioco sono questi presupposti che, uniti ai cibi afrodisiaci, rendono una situazione più piccante e un po' più eccitante. Il desiderio sessuale ha due componenti fondamentali. Una prima fisiologica, legata a fattori metabolici, una seconda emotiva, quindi legata a fattori emotivi. Quest'ultimo aspetto è molto importante perché stimola la risposta fisiologica del nostro corpo. I cibi afrodisiaci agiscono molto probabilmente in questa componente mentale, quindi emotiva. È per quello che poi si ha una reazione fisiologica, una conseguenza. Quindi non è che sono una causa, è una predisposizione, un aiutino diciamo, però è tutto l'insieme che poi crea una reazione soddisfacente rispetto alle caratteristiche che vogliamo raggiungere. Nel prossimo video vi parlerò di alcuni cibi afrodisiaci. Vi saluto e ci vediamo alla prossima!